Don Lucio Nicoletto viene nominato vescovo prelato di São Félix de Aragujá, nello stato del Mato Grosso, in Brasile. La nomina arriva dal Santo Padre. Papa Francesco ha scelto un missionario padovano come nuovo vescovo prelato della chiesa di São Félix do Araguaia, nello stato del Mato Grosso, in Brasile. È Don Lucio Nicoletto, 51enne, originario di Ponso, in prima fila, commossa. La mamma Paola ha ascoltato l'annuncio fatto dal vescovo di Padova ai prelati. Per noi andare in missione non vuol dire andare in un posto già sistemato, ma vuol dire andare dove ci sono i problemi. Lì i problemi ci sono senz'altro, e il fatto che sia stato scelto uno di noi per andare a servire, ecco, in mezzo a quelle problematiche sociali, politiche nelle quali si trova questo stato del Mato Grosso e questa diocesi, ecco, penso che sia un onore. La prelatura di São Félix do Araguaia copre una popolazione di circa 180.000 abitanti, l'85,6% è battezzata. Il territorio, una frontiera agricola, la popolazione proviene da tutte le parti del Brasile ed è una regione abitata da numerose popolazioni indigene. Don Lucio, dal Brasile, dove si trova in missione, ha mandato un messaggio. Evangelizzare non è un semplice organizzare attività sociali, ma è incarnarsi in una realtà per scrivere insieme a quel popolo pagine di storia, di speranza e di vita per quanti si sentono sempre più minacciati nella loro esistenza e nella loro identità e soprattutto nella loro dignità. In modo particolare i popoli indigeni di quella terra, tra il fiume Araguaia e il fiume Xingu. Entrato in seminario nel 1987, ordinato prete nel 1998, è il vescovo emerito Antonio Mateazzo che nel 2005 lo destina per la prima volta alle missioni diocesane in Brasile. Monsignor Mateazzo ha accolto con gioia la notizia della nomina di Don Lucio, ricordando come nel mondo oggi sia necessaria la presenza di uomini di pace. Come sta facendo il Papa, noi preghiamo e sollecitiamo tanto tutti coloro che sono un po' di buona volontà che ci mettano. Io penso tutto sommato che è solo il Padre Eterno che può risolvere un po' questa situazione.